che non sai dire altro. Ma se uno non ha voglia, ascolta. Ma lo sai che... No, un'idea. È diventato ricca con una bancarella di frutta. Altro che studio. Beh, certo che se uno non ha voglia di studiare... Aspetta, mi sta venendo. È giusto che vada a lavorare? Bella rima. Guarda, Dante Alighieri praticamente. Dante o non Dante, io a scuola ci vado soltanto per far contenti i miei. Però è bello imparare le cose, dai. E sino a poco tempo fa lavoravo nella città di Scarica a Managua, in Nicaragua. Cercavo fra i rifiuti cose da riciclare e vendere. Ho partecipato a un progetto di educazione per i bambini lavoratori e grazie a questo oggi sono in grado di leggere e scrivere. Ciao, mi chiamo Min Min, ho 6 anni e vengo dal Myanmar, in Birmania. Il mio villaggio è circondato da risaie e si chiama Kamar Kalun. Purtroppo la mia casa è stata distrutta dal ciclone e 8 compagni di scuola sono rimasti uccisi dalla tempesta. Durante il ciclone non ho avuto paura e non ho pianto. Ero con mia mamma e siamo corse subito nella stalla. Ora vivo in una casa nuova con i miei genitori e la nonna e frequento una scuola temporanea. La porta, Chi ha sparato la porta? Niente? Voi pensate che io sia scema, Ho fatto una domanda, ma sapete che vi dico? Che siete in un mare di guai, vi dico, ora! Se io non so entro un minuto chi è che ha chiuso la porta, voi mi conoscete? Lo sapete chi sono? Cosa? Babaiola? Peppinetta Prapuddu, colei che non si lascia mettere i piedi in testa da nessuno! Oh, ma siete in un mare di guai, in un mare di guai! Ora alzate quelle chiappette e mi seguite tutti dalla preside! Cosa? E tu mostriciattolo! Babaiola, pigas libre va in sola. Babaiola, pigas libre va in sola. Babaiola, pigas libre va in sola. Vieni qua, tu! Ah, ecco la preside. Preside, sta bene? Preside? Io, la bidella e tutti gli altri ora usciremo là fuori nei prati a sentire il respiro della natura e del mondo. Voi 4 responsabili invece fate esperimenti. Vi lascio un po' di materiale nell'ambito. Dunque, fate un esperimento. Fate un esperimento sul principio di Archimede. Coraggio! Un corpo immerso in un fluido riceve una spinta dal basso verso l'alto pari al peso del volume del fluido spostato. Dimostratelo. Ma come? Qui c'è solo una zuppiera trasparente dell'acqua e un pesce. Fantasia, ragazzi, fantasia! La fantasia ti salverà! E noi erate tutti fuori a stimolare i chakra. Voglio insegnarvi una canzone. Invece just no. Vuol dire che meno parli, più ti promuovono. Mamma, perché i grandi dicono che non dobbiamo mai litigare e poi si fanno la guerra tra loro? Martina, non farmi perdere tempo. Ale, perché i dinosauri si sono estinti? A cosa giochi? Mi hai fatto sbagliare! Va a parlare col tuo pesce e lasciami in pace! Fai.
Martina, adesso possiamo risponderti. Cosa volevi chiedere? Adesso basta Martina, il gioco è finito. Su, andiamo a dormire. Domani sarà la mattina di sempre. Vendicati col dito, tolta la curiosità, sapersi è capito. Tanto quanto è piccolo il mio colibrì, tanto quanto ci metti ad arrivare lì. Ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene così. Ma perché i pesciolini quando parlano non fanno rumore? Perché? È in vigore una straordinaria riforma. Anziché affaticare i ragazzi in lunghe e noiose lezioni, anziché confonderli con professori e maestri che cambiano ad ogni ora, avremo per ogni classe un insegnante unico. Beh, non applaudite. Mi sto sentendo male di nuovo. Applaudite, please. Clap your hands. Bisogna avere paura del nuovo, guys. La scuola vi insegnerà quello che vi è sempre insegnato. Lo so che oggi avete parlato dell'acqua, del diritto ad andare a scuola, dei bambini come voi costretti a lavorare, delle guerre. Ma credete che adesso con questo nuovo insegnante a 21 pollici cambierà qualcosa? E infatti cambierà, ma in meglio. Senza tutti questi insegnanti che si alternano, senza tutti questi insegnanti che si assentano, senza tutti questi insegnanti che si ammalano, senza tutti questi insegnanti che dicono ognuno una cosa diversa, e senza ovviamente la sottoscritta che è ben felice di questa riforma, Principal, no, la prego, sit down, sit down. Emiliano, io spero di non fare il gatto che mi dimentico sempre qualcuno. Elliot De Molle che ha scritto il testo. Ancora a Stefano di Amnesty, a Luigi, a tutti quelli del Pincio, ho sempre paura di dimenticarmi Save the Children, un grazie enorme a questi bambini. Tra l'altro devo dire che tra di voi c'è l'artefice del titolo. Dov'è? Laura, vieni su, che è una mia ex